A voi tutti una cordiale buona serata, ben ritrovati con Volley Time, l'appuntamento ormai immancabile del mercoledì sera su Veneto Oggi. Un salotto più ricco, quello di questa sera. Ho 4 ospiti qui con me, parto subito a presentarli. Sono Antonio Monesi, presidente della Benj e ovviamente main sponsor della squadra. Federica Bolognesi, giocatrice con la maglia numero 11 nel ruolo di opposto. Ciao, benvenuta Federica. E poi Massimo Bergamin, presidente ASM 7, l'azienda, buonasera, presidente dell'azienda appunto dei servizi energetici di Rovigo e co-sponsor della Benj, ma di questo parleremo più avanti. E ovviamente con noi Antonio sì, scusami, Nicola Benini, l'allenatore della Benj. Allora, ben trovati a tutti voi. E allora, presidente, domenica è stata una partita perfetta, una vittoria per 3-0 e lei di questo sarà ovviamente soddisfattissimo. Sì, domenica probabilmente è stata la partita che più è piaciuta al sottoscritto, ma in generale, perché è stata una partita intensa, una partita contro una squadra che era venuta sicuramente per vincere o in seconda battuta anche per vendere cara la pelle, ma comunque era venuta per vincere. Invece Benj è scesa in campo con determinazione e ha mantenuto la concentrazione durante tutta la partita, e questa è stata una cosa che abbiamo particolarmente apprezzato, perché noi ci siamo sempre un po' caratterizzati dal avere qualche calo di tensione. E la partita di domenica invece è stata mantenuta, diciamo, almeno dalle tribune era così, sì, allo stesso livello per tutta la partita, e questo, ripeto, è stato bello, e ecco perché dico è stata forse la miglior partita della stagione. Molto bene, allora allenatore, te l'aspettavi una vittoria così perfetta, così netta? No, no, mi aspettavo una bella partita, però insomma, venerdì avevo visto che non eravamo tanto attenti, eravamo un po' distratti e avevo un po' di paura, però abbiamo risposto bene, quindi va bene così. Federica, prima di parlare e scendere un po' nello specifico della partita di domenica, parliamo un attimo di te. Tu giochi con la maglia numero 11 nel ruolo di opposto. Come comincia la tua avventura nella Benj e se nella vita ovviamente fai anche altro? Sì, chiaramente lavoro a Ferrara e nella Benj gioco da 2 anni. L'anno scorso ho deciso appunto di aderire a questo progetto, ho dato fiducia e visti i risultati di quest'anno, incrociamo le dita, sì. Insomma speriamo bene di concludere insomma una bella stagione. Ecco, raccontaci allora da giocatrice in campo la partita di domenica. Beh, diciamo che ci ricordiamo contro il Belluno. Ovviamente. Certo, è stata una bella partita e anche noi non ci aspettavamo appunto una vittoria così netta, perché dai parziali sembra ci sia stata una partita abbastanza semplice. Noi siamo scesi in campo agguerrite. Loro secondo me non hanno dato il 100%, sembra magari si sono spaventate, si sono arrese presto, quasi subito, però meglio per noi insomma, abbiamo portato a casa altri 3 punti. Quindi diciamo la Benj ovviamente in forma perfetta, il Belluno forse non al massimo delle sue potenzialità, questo in sostanza è il tuo punto di vista, che poi forse è anche quello della squadra immagino, ti fai portavoce di questo. E allora io mi rivolgo un attimo a Massimo Bergamin, presidente ASM, prima di scendere nello specifico di quella che è la sua presenza qui come sponsor della squadra. Da spettatore, che partita è stata quella di domenica? Beh, quella di domenica è stata una partita molto emozionante alla quale insomma ho partecipato non direttamente ma dalla tribuna con molta emozione e tensione, insomma poi si vedeva fin insomma dalle prime battute la superiorità della Benj, però insomma poi ogni giocata, ci sono state diverse giocate anche molto come dire intense, anche tecnicamente abbastanza, è stata sofferta insomma, come è giusto che sia quando un tifoso partecipa diciamo da spettatore con la passione e con la tensione giusta che ci deve essere insomma.
Bene, con il 3-0 ovviamente sul Belluno, la squadra è a 12 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, 13 sulla terza, e io chiedo alla regia di mandare in onda la classifica e al presidente della squadra ovviamente un commento, ma anche chiedo, manca davvero poco alla promozione, presidente. A vedere la classifica effettivamente il sorriso inizia ad apparire sulla bocca, nel senso che i 12 punti di vantaggio sulla seconda, sul Belluno tra l'altro, ci danno sicuramente tranquillità. Diciamo che meglio di così in questo momento era effettivamente difficile fare, perché la squadra è concentrata, scende in campo con l'obiettivo della vittoria, c'è comunque un gruppo che lavora con un unico obiettivo, e quindi i 12 punti sono la dimostrazione di questo. E ovviamente non possiamo dire altro se non che dobbiamo arrivare al più presto possibile a concretizzare la promozione anche matematicamente. Quindi le prossime due partite potrebbero, facendo tutti gli scongiuri che piacciono tanto al nostro allenatore, potrebbero effettivamente sancire questo successo. Però il messaggio è, indipendentemente dalla posizione, si scende in campo e si va in campo per vincere. Sì, beh, la Benjo di questa stagione è la squadra dei record, di sicuro un girone immacolato, si potrebbe definirlo così, e non si vorranno fermare adesso. No, abbiamo zoppicato qualcosina all'inizio, quindi va bene, un po'... Però ad oggi effettivamente ci può anche stare. Con tutti i successi in fila realizzati dopo, diciamo che quei piccoli nei sono stati un po' cancellati o no? Va bene, è la sofferenza che fa sentire come si sta bene quando il piacere di star bene, diciamo così. È vero. È vero anche questo. Allora adesso invece scenderei un attimo nella spiegazione di quella che è la presenza qui di Massimo Bergamin come sponsor della squadra, perché questa mattina c'è stata una conferenza stampa proprio all'interno delle sale della ASM SET, che come azienda di servizi per l'energia polesana, ma adesso di questo ci parlerà il presidente direttamente, ha deciso di sostenere la squadra, la Benjo, che ricordiamo è davvero il fiore all'occhiello del volley polesano in questo momento. Presidente. La Benjo è il fiore all'occhiello del volley polesano in questo momento, dai vertici della classifica, come lei ha ben ricordato prima. Noi siamo l'azienda, lo dice il nome stesso, ASM7, azienda dei servizi energetici e tecnologici del Polesine, forniamo il gas a 32.000 nostri clienti. Siamo in espansione anche per la realizzazione degli impianti fotovoltaici e ci stiamo affacciando a quello che è lo scenario anche della fornitura dell'energia elettrica. In questo quadro di crescita e di positività per il territorio, perché noi il nostro slogan è la nuova energia polesana. Sì. E fin dai primi incontri con il presidente Monesi, con l'amministratore delegato Andrea Scanavacca, sì. Ci siamo intesi subito, o meglio, io sono riuscito anche a trasmettere subito quella che è la mia intenzione, la mia volontà, che non è finalizzata solo alla sponsorizzazione, seppur nobile come iniziativa, per sostenere una realtà importante dello sport polesano, ma iniziare un percorso, intraprendere un percorso che sia quello anche di una collaborazione che, come ho detto stamani in conferenza stampa, energia per lo sport, sì. Che non è solo, è proprio per dare un'iniezione di energia in termini economici non solo, a questa realtà e non solo, ce ne saranno altre, finalizzata proprio a far crescere le nostre realtà sportive polesane nel territorio, perché come ho detto stamani lo sport è comunque palestra e lezioni di vita. Certo. Praticando lo sport, soprattutto in questo modo, uno sport di squadra, si inizia anche a comprendere cosa sono le difficoltà, condividerle con le proprie compagne, in questo caso compagne di squadra, avere degli obiettivi, avere dei chi ti guida dal punto di vista, no, della preparazione, l'allenatore, cioè è un concetto di squadra, di lezione di vita. Quindi ASM SET innanzitutto ringrazia tutti i 32.000 clienti polesani della fiducia che fino ad oggi ci hanno accordato. Sì. Ripeto, stiamo preparando anche tutta quella che sarà, speriamo da giugno o al massimo luglio,
lo nuovo scenario della fornitura di energia elettrica, chiediamo ulteriore fiducia ai polesani e abbiamo detto in questo contesto, con il nuovo Consiglio di amministrazione che si è insediato praticamente a dicembre del 2011, e dobbiamo anche riconoscere i polesani in termini di riscontro di positività nel territorio. Io ho detto energia per lo sport, questa è un'iniziativa, ne stiamo anche già portando avanti un'altra già presentata alla stampa, che è energia per il sociale, cioè un accordo con i sindacati confederali provinciali per andare a aiutare le famiglie, i nostri clienti polesani in difficoltà in questo momento, energia per la cultura, cioè una serie di iniziative per il territorio polesano, questo è il senso della... E ovviamente lo sponsor, non so se nel frattempo la regia ha già mandato in onda le immagini, sarà proprio sui pantaloncini delle ragazze. Quindi anche complimenti per la scelta. È da lì che si sprigiona anche l'energia, voglio dire, quando si sale... Eccolo qui, ASM Set, che comunque già da un paio di partite accompagna le divise, vero? Sì. Ecco, e quindi ovviamente anche lei ha fatto il suo ingresso in campo nelle scorse partite, vedendo proprio giocare queste ragazze. E allora, Presidente, questa volta oggi ne ho due di presidenti, Antonio, primi con i primi, da sempre lei lo ha sostenuto in trasmissione, la Benj deve vincere e lo sta facendo. La SM dice noi siamo una delle aziende migliori e nel Polesine vogliamo essere i primi, allora un connubio di primi con i primi. Sì, devo dire che non ci conoscevamo col Presidente Bergamin, non ci conoscevamo prima di parlare di Benj, però devo dire anche che ci siamo intesi subito, nel senso che la nostra società ha l'obiettivo, diciamo, di essere prima nella propria categoria, di operare in modo da essere leader all'interno del proprio contesto. E lo stesso, tant'è vero che la posizione in classifica lo dimostra, tant'è vero che la posizione è frutto di un lavoro di organizzazione, di recuperare anche ragazze come appunto Bolognesi qui di fianco, ma in generale di comporre una squadra fatta di atlete che hanno la voglia di vincere e anche le caratteristiche, e lo stesso poi vale anche per tutte le altre realtà che ci accompagnano. E è stato un piacere, subito una buona intesa con Bergamin e quindi con ASM Set, sentire che ASM Set vuole essere la prima realtà e non una delle realtà del territorio. Noi vogliamo lo stesso e quindi è stato abbastanza facile andare d'accordo. Lo sponsor vi accompagnerà fino alla fine del 2012, ma forse anche oltre? Lo chiedo a entrambi dopo. Ma noi abbiamo l'obiettivo di organizzare, di avere diciamo partner, non sponsor. Questo vuol dire che siamo aperti a qualsiasi tipo di collaborazione che permetta di trarre soddisfazione reciproca. Quindi iniziative che la società, la SM Set vorrà organizzare e che desiderano, diciamo, che il nostro coinvolgimento, saranno benvenute. Il nostro obiettivo è quello di creare quindi delle partnership, delle collaborazioni di medio periodo. Questo è indubbio, deve far sì che noi traiamo beneficio e il nostro partner, in questo caso SM Set, trae beneficio. Speriamo di portare loro fortuna, di permettergli di decollare anche sul mercato dell'energia che appunto a cui si stanno avvicinando, e quindi automaticamente di confermare, migliorare, aumentare, chi lo sa. Certo, e invece Presidente Bergamin, un altro importante appuntamento con la Benj in campo è quello dei finali, semifinali e finali di Coppa Italia, e forse questo è stato anche uno stimolo in più per la SM verso, insomma, nei confronti della decisione di sostenere la squadra. Sì, certo, è un appuntamento importantissimo, lo è per la Benj, lo è per noi che abbiamo deciso di sostenere la Benj non solo in questa iniziativa, ma appunto fino a fine dell'anno. Ed è un appuntamento importante per Rovigo, per la città di Rovigo, ma per tutto il Polesine. È una vetrina nazionale. In questo momento l'Italia dal punto di vista del volley e non solo ci guarda, ci osserva, poi voglio dire ognuno si giocherà la propria partita. Certo. Però è un appuntamento importantissimo. Io invito tutti i polesani
vedo l'allenatore che mi sta dando ragione, i polesani, le polesane, insomma tutti, ma non solo, non possiamo mai porre limiti. Ecco, prima appunto. Lei ha chiesto al Presidente Monesi, sarà solo fino alla fine dell'anno, proseguirà. Io dico sempre, ci siamo giocati il primo set, ecco. Voglio dire, siamo alla SM7, questo è il primo set, mai porre limiti alla provvidenza. Comunque è nostra intenzione, voglio dire, proseguire su un percorso. Poi, certo, e allora vi facciamo ovviamente anche l'in bocca al lupo per questo, alla squadra e anche all'azienda, certo, che appunto nel Polesine sta crescendo e con orgoglio e soddisfazione, certo. Appunto lei dava alcuni numeri prima. Sì, ci tengo solo a fare anche un inciso rispetto, noi siamo un'azienda partecipata, sì. I nostri soci sono il Comune di Rovigo attraverso la SM SPA, sì, quindi sì. E Ascopiave, che è un colosso della distribuzione del gas della provincia di Treviso, di Pieve di Soligo per la precisione, quindi noi siamo il terminale di una squadra, ecco perché prima ho detto noi ci teniamo a sostenere queste iniziative. C'è sempre dietro una squadra con me che è il mio consiglio di amministrazione, una squadra con me che sono le società che appunto una partecipata del Comune e di Ascopiave di Treviso, insomma. Certo, grazie. E allora Nicola, avete sconfitto il Frate, il Chions, il Belluno, questo vuole essere un messaggio in vista della Final Four? No, di messaggi ne abbiamo mandati tanti, direi. Poi l'ultimo è stato abbastanza chiaro, abbastanza forte. Però abbiamo vinto, adesso ho perso un po' i conti, credo 17 partite consecutive, Quindi insomma sì, di messaggi ne sta mandando tanti, beh sì. Di sicuro però 3 vittorie di questo calibro in fila sono importanti. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Avevamo un periodo brutto, lo avevamo detto, ne stiamo uscendo abbastanza bene. Certo. E poi ci aspettano le Final Four, quindi speriamo di andare avanti così. E proprio alle Final Four mancano ormai solo 9 giorni. Presidente, quali sono gli umori e se la campagna promozionale sta avendo i frutti giusti? Beh, noi stiamo raccogliendo un consenso oltre le aspettative attorno all'iniziativa. Persone diciamo, che nemmeno immaginavamo si sono dimostrate attente a questa manifestazione e quindi hanno manifestato interesse e volontà anche di partecipare, cioè di venire a vedere la partita. Abbiamo visto attenzione da parte di soggetti tra i più disparati, inclusi ovviamente gli enti, e devo dire che sta salendo piano piano, ovviamente ancora presto, ma sta salendo la tensione attorno all'evento, quindi tensione sì, diciamo, certo, positiva. E questo ci fa piacere, la macchina organizzativa sta viaggiando a pieno ritmo e in questo momento, questa sera, ci sono incontri di componenti della nostra società appunto finalizzati ad essere al meglio nell'organizzazione nei 2 giorni della Final Four. Riteniamo di percorrere una strada che dovrebbe darci delle soddisfazioni. Anche le altre squadre che vengono anche da lontano hanno manifestato interesse, hanno già mandato quindi indicazioni di come vogliono partecipare e noi stiamo cercando di organizzare per esempio anche il sabato mattina, che è un po' la parte, sì, la mezza giornata libera, un qualcosa di attrazione per chi viene da fuori, certo, in modo da far vedere anche il territorio che magari è un po' sconosciuto. Sì, è il discorso che facevamo appunto un paio di puntate fa, che l'evento sportivo aiuta anche la crescita del territorio generale. Ed è effettivamente parte di quel progetto, non è più quindi una squadra di pallavolo, sì, che va in campo, è una delle componenti di quel progetto di cui da sempre, da quando siamo partiti, parliamo. Certo. E un'altra chicca che riguarda la SM, se posso permettermi una piccola anticipazione, la SM darà un premio alla giocatrice che in campo verrà eletta miglior giocatrice, dico bene? Sì. Sempre nella prospettiva, nella logica di promuovere il nostro territorio, ci sarà una commissione adesso, certo, sì, che andrà a premiare la giocatrice migliore in campo. E il premio sarà un fine settimana in una nostra località polesana, insomma, molto bene,
vediamo adesso anche in funzione della stagione, insomma. Certo, ovviamente. Però questo è un po' per far conoscere sì, appunto le nostre bellezze, il nostro territorio, i nostri prodotti, non solo, stiamo preparando, confezionando, che non è solo un premio ma è proprio un'impronta del Polesine, poi vediamo insomma chi lo vincerà, certo. se sarà... Incrociamo le dita, giustamente mi suggeriscono. Se poi qualcuno vuole mettere in pratica... E io comunque, parlando di Final Four e tornando un attimo seri, vi ricordo che sono in vendita i biglietti per assistere alle partite. Il biglietto per la giornata singola è del costo di 7 euro, mentre comprando un abbonamento per assistere a entrambe le partite c'è un risparmio perché costa solo 10 euro. Un'ulteriore agevolazione c'è per i bambini che fino a 15 anni non pagano, e per alcune società sportive ci sono ovviamente altre agevolazioni. La prevendita è già attiva. Eccolo qua. Eccolo qui, se la regia ci aiuta a inquadrarlo. Il Presidente ha già acquistato il biglietto. Il Presidente dell'SM ha già il suo biglietto. Quindi... il numero 72, controllato. Va bene, allora chi volesse giocarlo può giocarlo. Giocatelo all'otto. Giochiamolo all'otto e insomma incrociamo le dita. Tutte le altre informazioni sulla Final Four le troverete sempre aggiornate e costantemente visibili sul sito della Benge. Torniamo invece un attimo a parlare di campionato, lo facciamo insieme a Federica. Allora, sentite la pressione in vista della prossima partita o diciamo l'avvicinarsi della Final Four vi sta un po' deconcentrando dal campionato? No, direi che adesso per questa settimana ci stiamo concentrando soprattutto per il Martignacco. Per la Final Four ci pensiamo la prossima settimana. Quindi insomma, come dice il tuo allenatore, giustamente una cosa per volta. Certo. Quindi prima il campionato e dopo la Final Four. La prossima squadra, quindi come dicevi tu giustamente Federica, è il Martignacco, attuale terza in classifica e ultimo impegno di marzo, giusto Federica? Sì. Quindi marzo è stato davvero un mese che vi ha tenuto insomma davvero molto impegnate sul campo. E le inseguitrici, quindi la Benge insomma si sta assestando anche abbastanza bene dal punto di vista della solidità in campo anche senza il suo vice, è vero Nicola? Sì, avevamo sempre detto di avere un bel gruppo e piano piano questa cosa è uscita e le vittorie hanno rafforzato, perché sicuramente vincere ti dà qualche sicurezza in più, ti dà più tranquillità, ti dà tante cose in più. E poi si è proprio visto, ci sono stati alcuni momenti dell'anno in cui si è visto una crescita del gruppo sotto il periodo di Natale, dopo l'ultima sconfitta con Belluno, ci siamo parlati un po', già lì è ripartita un po' la crescita, e poi quando Barbara è uscita per infortunio qualche settimana fa si è vista la reazione generale positiva. Ovviamente siamo tutti dispiaciuti, per carità, non è... E siamo riusciti a ripartire bene, le ragazze sono forse più cariche di prima. Noi intanto approfittiamo anche per mandare i nostri saluti a Barbara e Federica. Barbara era comunque a fare il tifo per voi in campo domenica. Sì, abbiamo sentito la sua presenza, poi l'avevamo negli spalti, certo. Ogni tanto l'occhio, insomma, guardavamo che era lì a incitarci, ci ha fatto un sacco di piacere chiaramente. Certo. Lei come sta? Avete avuto modo di... Lei, è venuta venerdì in palestra mentre facevamo allenamento, l'ho vista sorridente, abbastanza positiva, chiaramente ha subito un'operazione, quindi non è felicissima, però io l'ho vista abbastanza tranquilla. Molto bene. Speriamo in una sua pronta guarigione, insomma, è una cosa un po' lunga, sì. La riabilitazione, tutto, però comunque voi facciamo un grosso in bocca al lupo, insomma, come squadra. Glielo facciamo anche noi, e voi come squadra sicuramente sentite comunque la sua presenza. Certo, noi siamo abbastanza un gruppo affiatato, e anche se Babi non è con noi in palestra durante gli allenamenti, comunque la sua presenza c'è sempre. E allora di nuovo un saluto a Barbara, ovviamente quando vorrà tornare anche qui da noi a fare 4 chiacchiere noi siamo qui ad aspettarla. Presidente, probabilmente se la squadra vince la prossima partita di campionato, mi rivolgo a lei perché c'è gente superstiziosa in studio, la vittoria del campionato potrebbe già essere in tasca. È un pensiero che state concretizzando o magari trascinerete la vittoria per giocarla in casa? No, è un pensiero che prima raggiungiamo l'obiettivo e meglio è, quindi
non c'è nessuna indicazione, perché non c'è nessuna indicazione al risparmio. Come ho detto prima, c'è un solo unico risultato possibile, la vittoria, o meglio accettabile, la vittoria, possibilmente 3-0, e questo vale indipendentemente da chi è l'avversario, ma non perché si sottovalutino gli avversari, perché comunque questo è il nostro obiettivo, cioè si scende in campo per vincere. Poi le partite sono ognuna diversa dall'altra, qualcuno dice che la palla è rotonda, ci sono tanti modi di dire, però comunque non c'è nessun risparmio. Vogliamo arrivare in casa al 15 di aprile, quando ci sarà la prossima in casa, dopo Final Four quindi, e magari o possibilmente festeggiare effettivamente col pubblico di casa il raggiungimento dell'obiettivo. Nicola? No, io non penso, come ho sempre detto, penso alla partita di Martignacco, poi c'è la Coppa, quindi quando la matematica ci dirà che siamo primi festeggeremo e va bene, prima non ci penso. Poi il Presidente giustamente ha detto che dobbiamo puntare a vincere sempre, credo sia anche una forma di rispetto per i nostri avversari, perché non sarebbe giusto arrivare all'obiettivo e poi tirare il freno, e penso anche che non solo da parte mia ma anche da parte di tutta la squadra ci sia la voglia di andare avanti con questa striscia. Certo, invece mi rivolgo al Presidente Bergamin, ovviamente la promozione della squadra per lei potrebbe essere un ulteriore stimolo a investirci ancora su. Sicuramente, voglio dire, raggiungere degli obiettivi fa parte di qualsiasi progetto di intrapresa, sia esso sportivo, sia esso industriale, piuttosto che altre cose. Quindi per noi è un punto di partenza, non è un traguardo, voglio dire, mai far calare la tensione dell'energia e quindi anche la squadra, tutti quanti, è una squadra, le ragazze che giocano, il main sponsor, gli co-sponsor, cioè tutti quanti, dobbiamo sempre mantenere alto il livello di tensione e quindi l'energia portata anche in senso di positività. Ecco perché dobbiamo invitare tutti quanti, le famiglie, a venire a vedere le partite, la finale di Coppa Italia, ma anche qualsiasi partita, portare i bambini, le bambine, cioè, è un momento anche di crescita e di positività. Di positività e soprattutto anche proprio di stimolo anche allo sport, perché ricordiamolo, lo sport deve essere uno deve giocare un ruolo fondamentale nella vita di ognuno di noi. Allora, io ho un paio di domande che arrivano dai telespettatori da casa, vi ricordo l'indirizzo al quale potete scriverci, che è venetooggi@telestense.it. Per Nicola. Nicola, ti chiedono, nelle partite giocate finora la Benj ha dimostrato tantissimo, ma le prossime 3 saranno decisive per la vostra stagione, Martignacco e ovviamente si riferiscono alle 2 finale e semifinale di Final Four. Cosa credi servirà per vincere e raggiungere gli obiettivi prefissati? Giocare come domenica, molto semplice. No, giocare con la stessa attenzione di domenica. Sì. Poi io lo dico sempre, noi abbiamo la fortuna di avere un gruppo competitivo e quindi di avere dei ritmi molto alti in allenamento a tratti, perché a volte ovviamente la concentrazione sale e scende, però abbiamo un ritmo molto alto in allenamento, quindi ci consente adesso di avere un ritmo molto alto anche in partita, e questo mette in difficoltà gli altri. Certo, però rende la Benj divertente, certo, come diceva anche ci rende difficile da affrontare quando giochiamo come sappiamo, e quindi penso che questo sia fondamentale per approcciare bene le prossime 3 partite. Poi siamo arrivati fino qua, dicevo prima mentre parlavamo a parte, che cominciamo a sentire l'odore dell'obiettivo che sta arrivando, quindi adesso è il momento di accelerare. Certo. Domenica lo abbiamo dimostrato, andiamo avanti. L'altra domanda che ho è per Federica, ti chiedono quanto è importante per voi come squadra ovviamente giocare, disputare le Final Four in casa. Beh, chiaramente è un asso nella manica che dobbiamo utilizzare tra le mura di casa, chiaramente dobbiamo vincere, e sperando appunto che mi sono intrippata. Non è un problema. No, beh, non ridere bene.
Ma lui è qui dalla prima puntata, Federica. E infatti lui è già abituato. Esatto. Io e lui tra un po' ci scambieremo il posto. No, beh, sicuramente sentiremo il calore dei tifosi e questo non è poco. Giocare in un campo conosciuto è gran cosa e appunto aspettiamo tanti tifosi che ci sostengano tra le mura di casa. E allora un altro appello ai tifosi lo vogliamo fare, Presidente? Sì, prima vorrei dire una cosa. Finale di Final Four ha un aspetto ancora, diciamo, forse poco esaltato. Noi ci siamo già arrivati a disputare la Final Four lo scorso anno e siamo tornati a casa con tanto amaro in bocca, perché comunque eravamo arrivati con l'idea, non dico di vincerla, ma comunque di arrivare in finale, a disputare la partita finale. Quindi forse la partita del venerdì dello scorso anno l'abbiamo persa proprio sul filo del rasoio, magari qualche errorino arbitrale di troppo, qualche errorino nostro, eccetera. Quindi quest'anno è un po' come col Belluno, bisogna lavare l'onta o l'insuccesso dello scorso anno. Questo è un messaggio che intanto sta filtrando e sta arrivando dove deve arrivare. Avevamo dubbi. E per quello che riguarda invece il pubblico, noi speriamo che il pubblico venga numeroso a vedere la Final Four, perché serve il supporto di tutti. Oggi, in questo momento, alle partite in casa il pubblico viene numeroso, rumoroso, armato di tamburi, trombe e anche di striscioni, e ci serve, forse è il 7° giocatore in campo, quindi ci serve lo stesso supporto anche in Final Four. Noi vogliamo vincere per noi, ma anche e soprattutto per Rovigo, per i nostri partner, e la squadra ci metterà del suo, la società dal punto di vista organizzativo ci sta mettendo del suo. Chiediamo anche che il pubblico venga a sostenerci, a spingersi, a giocare con noi, così portiamo a casa la vittoria. Molto bene, e allora io vi lascio svelandovi un piccolo segreto, che è quello della prossima puntata di Volley Time, che non sarà di mercoledì ma di giovedì, e soprattutto troverete un salotto molto più ampio con molti ospiti in studio qui con noi, che ovviamente saranno le giocatrici e i loro allenatori o chi vorrà venire qui in studio da noi, quindi del Messina, se non erro del Pinerolo, Presidente, e sì, anche Lodi, e ovviamente la nostra Benj. Per ora io mi fermo qui, vi ricordo che l'appuntamento in campo col campionato della Benj è nel Palazzetto dello Sport di Martignacco, sabato 31 marzo alle ore 20:30, e ovviamente nella 9ª giornata di ritorno di campionato. Io vi lascio, vi saluto, ringrazio i miei ospiti di questa sera e vi do appuntamento a giovedì prossimo, quindi non mercoledì, sempre con Volley Time su Veneto Oggi. Arrivederci.